Anno nuovo, vita vecchia, ben trovati al Comunale Alicauli per questa prima di ritorno del campionato di promozione di San Giorgio Piana. Ospita l'Icarense, ma quest'anno comincia male, non per noi, per gli avversari, perché l'Icarense si è presentata qua al Comunale di Piana degli Albanesi soltanto in 10 uomini. Attenzione, Serio può attaccare questa palla, supera facilmente Amato, va al tiro e c'è, aspetta, illusione del gol al Comunale perché la palla sbatte sul palo. C'era Vito Candela che aveva già esultato, se sentivate una voce esultare era lui. Cimino per Serio che però viene anticipato. Ora c'è Cimino ad anticipare tutti a servire per una volta Serio per Amaya si appoggia per Duro che ci può provare di nuovo. È la terza volta, è quella buona. Giuseppe Duro, 1-0 San Giorgio Piana, ci aveva provato già 2 volte. La prima volta aveva trovato il gol annullato per fuorigioco, la seconda volta aveva trovato un miracolo del portiere. Alla terza volta non si è fatto pregare e l'ha messa lì, l'ha gonfiata, ha gonfiato la rete. Ivan Tarantino per Federico Amaya, bella palla per Jack Serio che può entrare in aria, adesso può saltare il diretto avversario Jack Serio con grande, secondo me, superficialità. Jack Serio davanti al portiere. Camiolo qua può recuperare questa palla. Jack Serio che adesso potrebbe darla di nuovo a Camiolo, invece sceglie di cambiare tutto il gioco verso Raimondo Lucera che la mette in mezzo per Alberto Montoro. A tu per tu, ancora una volta bravissimo Gallina che sta prendendo di tutto. Tanto c'è un uomo dell'Icarense a terra, speriamo niente di grave anche questa volta perché Jack Serio recupera questa palla, Duro la recupera anche, può servire Amaya, lo fa male, malissimo, però arriva Jack Serio, la mette in mezzo per Amaya, Jack Serio per Amaya, è il puntero argentino, è 2-0 San Giorgio Piana. Duro in quella che c'era sembrata la palla sbagliata inizialmente, aveva trovato la corrente Jack Serio sulla destra che ha alzato la testa, l'ha messa in mezzo dove arriva il puntero argentino. C'è il numero in rosso addirittura per Filippo Chinnici e anche per Amato. Il nostro Giuseppe qua non sa quello che sta succedendo. Ecco, c'è il numero 6 che si è infortunato, incredibile, il numero 4, imprevedibile. Il numero 6 che è pure il numero 4, se ne sono infortunati in 2, quindi adesso l'arbitro dovrebbe essere costretto a fischiare la fine della partita. Vediamo se arriva il triplice fischio del signor arbitro. Eccolo qua, il triplice fischio. Avevo pronosticato che sarebbe finita prima della fine del primo tempo. Ragazzi, con dispiacere vi dobbiamo salutare qui dal Comunale Alicauli.